Però il rischio qual è? Che noi finiamo ad avere, quando sarà matura, troppa poca acidità. Per quello si raccoglie presto. Le alte temperature costringono i viticoltori a monitorare con attenzione i livelli di acidità e l'innalzamento dei gradi alcolici potenziali dei vini rossi. Fra pochi giorni però inizia la vendemmia anche in Veneto, una vendemmia anticipata soprattutto per i vini bianchi. Per i rossi c'è ancora tempo, anche se le uve sono quasi pronte. Al momento c'è poca acqua, pompare quell'acqua costa molto, ce n'è poca, c'è una piovosità molto più a macchia di leopardo, come si usa dire, non è una piovosità diffusa come era un po' più, non sempre, ma un po' più una volta, quindi ci sono delle culture che risentono molto di questa carenza idrica. Siamo tra i filari di un'azienda agricola ai piedi dei Colli Euganei e come potete vedere le uve, questo è Merlot, sono già pronte. Le alte temperature e la vendemmia precoce costringono i viticoltori a dotarsi di sistemi di raffreddamento per le uve appena raccolte. Quindi abbiamo bisogno di mezzi tecnici per raffreddare il mosti e i vini durante la fermentazione. Poche cantine erano attrezzate un tempo con degli impianti di refrigerazione. Oggi deve esserci, come deve esserci, un impianto di irrigazione che riesca a distribuire quella poca acqua che c'è in maniera più efficiente senza perdite. Il clima cambia, ma non solo, anche i gusti dei consumatori che chiedono prodotti diversi da 20 anni fa. Abbiamo piantato dei vigneti che sono calibrati sulla disponibilità di risorse e sul mercato di qualche decennio fa, e oggi ci troviamo che questi producono ottimamente quei prodotti per cui sono stati programmati, ma vini leggeri, bevibili facilmente, che non creino problemi sul traffico e così via, non riusciamo a produrre con facilità.